Il Covid-19 può lasciare i segni anche sulle persone negativizzate. Il 25% di chi si è ammalato subisce lesioni permanenti, per lo più a carattere polmonare. Questo è il risultato di uno studio dell'azienda ospedaliera di Padova. Antonello Profita e Marco Madini. Uno studio che ha riguardato quanti e quali pazienti? Lo studio ha riguardato all'incirca una novantina di pazienti finora e sono tutti pazienti che sono stati colpiti da polmoniti gravi da Covid e che nella maggior parte dei casi sono stati ricoverati nel nostro reparto. E che cosa avete riscontrato? Abbiamo visto questi pazienti perché nella maggior parte dei casi lamentavano mancanza di fiato anche a distanza di tempo dalla loro dimissione. Abbiamo visto che all'incirca nella metà dei casi ci sono dei cosiddetti reliquati radiologici rilevanti e nella stessa percentuale di casi ci sono anche delle alterazioni della funzionalità respiratoria. Questi reliquati radiologici in parte riteniamo che siano reversibili con il passare del tempo, ma complessivamente pensiamo che un 20-25% del totale dei pazienti possa mantenerli a lungo termine. Quando farete i prossimi accertamenti? Abbiamo previsto controlli a 3 mesi, quello che abbiamo già fatto, poi a 6 e a 12 mesi. Spostiamo